allora, a un certo punto che fa, dice, dice che se fece scuro mi macchia, dice, carusa con la bicicletta, dice, accompagnala a casa, dice, e poi te ne torni. Tutto appattato era. Poi c'è accompagnare, io non avevo bicicletta, io a pere, chi sa che la bicicletta, tic, guarda caso, un stava chi sta, in campagna, oscuro. Allora a un certo punto eravamo in questa campagna, chi sta invece di trasera a casa, c'era un pagliaro, What's pagliaro per i ragazzi giovani, e dove si mette la paglia per dare da mangiare poi alle mucche. Si chiama pagliaro ed è anche molto comodo per fare certe cose, è bello, modo, poi tu te ne cali in mezzo alla paglia, la cercare perché non la trovi. È bellissimo, fatelo voi moderni, non andate costicciate, idem pagliara. Andate nei pagliari, che sì, in italiano si dice pagliari? Andate nel pagliaro, è bellissimo, poi sta paglia si azziccando a ricchi, tu vuoi il pesce paricino, però è bello, è sexy, che posso dire, è carino. Chi si sta bene a sto pagliaro, si leva i mutandini, mi talia e mi fa, dice, prendi di me quello che vuoi. Io pigliai la bicicletta e me ne... Ondulatorio, sussultorio, ondulatorio, sussultorio. Non era il momento opportuno di fare questo? Su. Non c'è speranza. Certo, ma non c'è speranza. È colpa dell'ufficio delle entrate. Ormai. Senta, allora lei ha qualcosa che testimoni il fatto che è un artista? Certo, io faccio tutto, sono artista, cantante e ballerino. Io sono l'unico ballerino al mondo che è riuscito a mischiare la salsa cubana con la salsa portoricana. E com'è andata? Minchia, c'è detta... Stavo mascarando. Blocca tasse. Qualcos'altro. E poi per quanto riguarda la musica, io devo fare un duetto con Mietta, ma poi ho voluto rinunciare. E perché? Mietta voce nari che se poi tocere, vedo una so poetto. Certo. Buonasera, io sono Gianni. Io sto parlando con lui in giro. Senta, allora... E inoltre le dico la chicca, l'unico al mondo, istruttore di balli neomelodici. No, va bene tutto, ridere e scherzare, il neomelodico assolutamente no, mi faccia qualcos'altro, a me il neomelodico non piace. Non ci è piace troppo una trendy, è tascio, insomma. non ci piace una melodica per un nella sacchetta e si sente tutto forte. Ma adesso fa pure le pubblicità in TV. Lo so. Abituato c'era. Dai, se quando l'unica pubblicità che conosceva era aspetti volante ne luci cosa mafia. Ce l'ho un biglietto omaggio che ci puoi stare a mia nonna. Senta, allora per favore, lei non si immischi in questa Vabbè, non mi piace il neomelodico, faccio il funky, le piace? Mi faccia qualcosa di funky. E allora vado a fare il balletto funky. Cominciamo con la coreografia e tutti appresso a me. No, si dice dietro di me. A te che ti piace un freno a mano? Scusi, perché a lei che le piace? Un volante. Il volante perché? Pipì. Arrissava a pere che la macchina, me la date una mottone per favore. Non si può. Sono dei termini di paragone che fa lui, non c'entra nulla. No... Senta, per favore, allora... Balletto funky, fa esattamente così. Sì. Sono uno che spesso lo inforna o sappeme sorgere e mi rompi quella. James Bond dorme nudo. Quanti di voi dormono nudi? Tutti James Bond stasera. Nessuno normale dorme nudo. Io se dormo una notte nudo, io già l'indomani mattina cervicale, fatemi l'iniezione, non ce la faccio. Io una sera ho dormito nudo quest'estate perché faceva caldo ed ero completamente nudo. Una zanzara ci parsi giusto andarsi a posare proprio... Dico, con tutto il sangue che può tirare giusto da, che mi ha dato un morso in un posto scomodo e l'indomani mattina era unciato tanto. Che
la mia compagna dice, questa volta no, mi muzzico a zanzara. Non ti fare film, ma per fare prestare mutande di Carmelo Caccamo. No, come si fa, signore mia? Chi poi dorme nudo, poi fa 100.000 cose, chi acchiana, va nei grattacieli, l'ascensore non funziona, acchiana a piedi, salgo a piedi, 50 piani a piedi, io abito al primo piano, e se hai una busta d'acqua dico vabbè poi venga a piglio, io stanco, non c'è... Mi faccio aiutare Roberto. Non ce la fa! Questo salta dai treni in corsa, cavalli corre usata. Io se non sto attento a scendere sul gradino mi rompo un femore. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi sempre. Anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi sempre. Non importa come sarà, ma il sesso resta sempre un posto fisso, per chiuderci nell'ombra del più comodo nascondiglio. Non mi chiedere mai perché, invece chiedimi tutto.